Alessandro, tu sei driver e allenatore, però in questa intervista voglio parlare un po' di tutta la tua esperienza. Tu hai corso con i gentleman, hai fatto anche trotto montato e soprattutto hai fatto anche atletica leggera, però come è nata questa tua passione per i cavalli e poi cosa ti ha portato a scegliere di diventare driver e allenatore? A Palermo il mercoledì e il sabato un emittente come Teleromagna trasmetteva le corse del giorno. La buonanima di Fofò Montalbano era un coinvolgente presentatore, un po' folcloristico, ma ha saputo far appassionare centinaia e centinaia di ragazzi, perché ha reso l'ippica un po' come il calcio, i personaggi, sia gli attori, i guidatori che i cavalli. Io dormivo a casa della nonna il sabato sera e con mio zio seguivo le corse, lui era un appassionato, mi mettevo coi laccetti nella sedia, un ramoscello d'ulivo nella mano a mo' di frustino e facevo il guidatore. Da lì poi, sai, la vita non è mai logica ed è un po' il destino decide un po' lui come pilotare i tuoi passi. Siamo andati a abitare di fronte all'ippodromo, marinavo la scuola per andare a fare i cavalli da prova, ho iniziato a fare equitazione. Tutto così è nato. Da gentleman, grazie a un mio amico Antonio, abbiamo comprato un cavallino in società e ho iniziato appunto dalla categoria dei puri, poi ho ottenuto dei buoni successi, come in un videogioco, sai, avendo vinto tutto nella categoria ho deciso di fare il passo e diventare professionista e sono molto contento di averlo fatto. Una delle vittorie più belle che non scorderò mai è stata quella del Federnat del 2007, fatta qua a Cesena con il Più Light, dove batté la mia compagna di vita, la Elena, che guidava Vediomar, un nostro cavallo che ancora ci allieta, perché noi gli daremo la pensione a 26 anni fino a quando lui vivrà. Non posso scordarmi che dopo il palo passammo prima e seconda e qua c'era tutta la curva strapiena, ci fu un boato, un applauso e mi vengono i brividi ancora adesso a pensarci. Mi è rimasta molto impresso un'intervista dove tu parlavi di All About B, che l'hai un po' paragonato al tuo percorso, soprattutto parlavi della fiducia in te stesso. Se vuoi anche farci un po' luce su questo. Ma sai, aver fatto atletica leggera mi ha aiutato, specie nella mia gestione da allenatore, perché avendo vissuto in prima persona diversi sistemi di allenamento li ho in un certo senso trasportati sui cavalli che alleno. All About B è un cavallo per me potenzialmente fortissimo, ma ha tanta paura e all'inizio aveva poca fiducia in se stesso, un po' come io da ragazzino. Pian piano sta migliorando, se il suo percorso e il suo destino lo vorranno, io penso che i suoi limiti non sono ancora quelli che ha fatto. Un altro cavallo che per te è stato molto significativo nella tua carriera? Ma senz'altro Lothar B. Lothar B ci ha permesso di viaggiare in giro per l'Europa, di vincere il mio primo Gran Premio, un gruppo 2 in Austria, un Gran Premio importante vinto da cavalli importanti negli anni precedenti, vincere una corsa di gruppo a Vincennes, perdere in maniera rocambolesca Volvega, il Prix de Gigante, girare mezza Francia, fare tanti Gran Premi, vincere la classifica delle Super Tris a 12 anni, un cavallo infinito che è sempre rimarrà nei cuori miei e di Elena. Tu adesso svolgi la tua attività principalmente qui in Romagna e hai parlato spesso di come alleni i cavalli al mare, ma quali sono i benefici e soprattutto come imposti questo tipo di lavoro? Ma i benefici sono innanzitutto che i cavalli lavorano in un ambiente, in un contesto diverso rispetto alla pista, quindi si rilassano, sfruttano il fondo morbido, poi sulla spiaggia possono lavorare sia sul pesante che sulla battigia, possono fare la terapia dentro l'acqua, quindi sfruttando l'effetto dell'osmosi, un'azione sfiammante a livello tendineo e articolare. Per i cavalli anziani io penso che come il mare non c'è nessun posto dove poter ottenere un livello di allenamento elevato. In chiusura ti chiedo un bel messaggio per chi vuole avvicinarsi a questo fantastico mondo.
bisognerebbe cercare un attimo di dare una svolta e soprattutto di porre i cavalli non come strumenti di lavoro, ma come esseri con un cuore e un'anima.